riesce a coniugare tutto questo? È difficile rispondere. Prima di tutto io sono studente, quindi la mia opinione che sta succedendo adesso è un'opinione come qualche altra di quello che io capisco quando parlo con loro è che alla fine loro sono 11 di 41. 11 di 41, poi tutti è bisogno di fare altri partiti e a volte con partiti che no, ti dicono che tu avrei pensato di lavorare insieme. Quindi quello che io vedo è che una volta che sono là dentro, sente bene? Quando loro sono là dentro del palazzo e loro stanno lì governando, quello che diventa più importante è raggiungere a fare le cose. Penso che diventa tutto molto più fisico, non è una cosa teorica, è una cosa di alla fine le cose si cambiano facendo delle cose e io penso di aver sentito a lei dire un paio di volte si tratta di fare, non di parlare, di teorizzarlo, e quando si converte in realtà il cambio è più soldi per fare la scuola, più soldi per tutte queste cose, diventa così, diventa una cosa molto più pratica. Quello è questo che io vedo quando loro parlano di qual è il senso reale di essere là. Perché alla fine dentro dell'istituzione puoi fare delle cose ma altre non le puoi fare. Quindi io a volte le vedo e parlano cosa si può fare qui dentro, quindi facciamo questo. Non è che si deve fare. I movimenti sociali sono sicuramente adesso più importanti, quindi i movimenti sociali possono fare delle cose, l'istituzione può fare altre cose, penso che è una cosa più pratica, non così teorica. Voglio dire, ha messo al centro delle sue politiche i diritti civili e lavora per una femminilizzazione della politica, non solo nei numeri. Nel suo gruppo che sono 11, consiglieri 7 sono donne, sì, ma lavora per i valori e nelle pratiche. Le differenze di genere sono soprattutto culturali, ma si rende conto che sono reali. Dichiara che lavorare con le donne è molto più semplice, nella collaborazione, nel darsi valore e autorevolezza, un modo diverso di fare politica, quindi non maschilista, verticale, autoritario, di comando. Il modo scelto dalle donne è dunque quello dove l'autorità non viene dall'imposizione ma dalla condivisione delle buone pratiche e dal riconoscimento reciproco, modalità nuove per trasformare sempre più donne e uomini da soggetti passivi di scelte politiche ad agenti attivi nel cambiamento. Pensa che oggi ci siano sempre più donne e uomini pronti a mettersi al centro, a disporsi in un progetto anche di cura? Lo vede realizzabile? Penso che siamo vicini a Barcellona, sì, ma non lo vedo così così bellamente costruito come lei lo ha letto. Questi sono orizzonti, sono referenti, ma penso che quello che io vedo in loro stanno là e che tutto questo è importante e sta là, ma alla fine ci stanno tantissime cose del dia a dia, del giorno e di tutti i giorni e penso che tutto diventa più, insisto in quello che diceva prima, più pratico. Non penso che il discorso che sta là dentro sia nella forma che tu hai letto questo è là, ma diventa diverso, diventa molto più reale e penso che si deve sempre trovare la combinazione tra una cosa e l'altra. Non so se si capisce quello che dico. Sì, si capisce benissimo. Si capisce.
Passo la parola a Ciccio Auretta, che è il consigliere comunale qui a Pisa per Una Città in Comune. Ti ringrazio per questo lavoro in cui tanti degli interrogativi che Ada Colau si poneva sono anche biograficamente miei, perché quando sono stato candidato a sindaco tanti dei quesiti, delle contraddizioni che venivano raccontate le ho vissute sulla mia esperienza, però volevo capire alcune cose, perché anche io vengo da un'esperienza di liste di cittadinanza e la mia storia è quella proprio delle occupazioni dei centri sociali, non dei movimenti di lotta per la casa. Tu all'inizio parli e analizzi il rapporto fra il passaggio dal movimento alla scelta di candidarsi. Io vorrei capire meglio, e durante tutto il tuo documentario questa tensione è fortissima, alla fine la riproponi quasi come un interrogativo, cioè la continua capacità di non essere riassorbiti dai meccanismi istituzionali ma continuare a praticare il conflitto. Io ti volevo chiedere due cose: uno, la scelta della candidatura di Ada Colau, se ha avuto delle ripercussioni e quali ripercussioni ha avuto sul movimento di lotta per la casa, perché non è un passaggio banale, semplice, una figura carismatica, un punto di riferimento, perché molto spesso i contraccolpi sui movimenti ci sono quando si fa un passaggio dal punto di vista politico, quindi noi non abbiamo visto come si svolge in parallelo la storia invece di questi movimenti e come in quest'anno di campagne elettorali i movimenti hanno partecipato meno a quella campagna elettorale, come si sono trasformati. E poi ti vorrei chiedere oggi com'è la tensione fra la giunta di Ada Colau e i movimenti, no? Lei spesso ripete: io voglio una città che sia sempre in conflitto, la conflittualità è il sale della democrazia. Volevo capire oggi questo rapporto e questa tensione positiva come si vive a Barcellona. Durante la campagna, no? Durante il film, io penso che la gran mayoría dei movimenti sociali erano molto contenti, molto entusiasmati, no, là non c'era una tensione e abbiamo anche diverse strate di movimenti sociali. Abbiamo qui si chiama l'Associazione de Vecinos, no? De vicini, no? Quelli che morano nello stesso borgo, barrio, non so come si dice. Ci sono anche gli altri movimenti più politici, più ideologici, no? Quindi tutti questi diversi movimenti sociali io penso che erano molto contenti, alcuni hanno votato per lei, altri no, ma contenti. Quando lei diventa la sindaca e quando tutto comincia, no? Abbiamo una sindaca che era una antisistema, no? Che si dice in Barcellona, lei era probabilmente l'attivista più famosa di tutta Spagna e lei diventa quello che lei aveva, no? Era come diventare la sua nemesis, no? Questa è un po' anche la storia del film. Là succedono sempre queste cose. Da una parte i movimenti sociali, molti di questi movimenti sociali hanno molta confianza, no? Che le persone che stanno là stanno facendo tutto che è possibile e anche un po' di più. A volte questi movimenti sociali capiscono che se non si può fare più non è perché loro non vogliono fare, ma perché non si può fare di più e perché Barcellona arriva dove arriva. Ci sta anche la Catalogna, ci sta anche Spagna, ci sta anche Europa e la legge è la legge, no? E anche il sistema capitalista, quindi penso che si può vedere di modi diversi. È vero che quando tu hai un'aspettativa molto grande di cambio, la gente spera un cambio e questo diventa la tua principale responsabilità. Quello che hai detto che farei ti può fare ganare diventare sindaca, ma poi alla fine può essere il tuo problema perché non hai cambiato le cose. Quindi là, un'altra volta, è un equilibrio difficile. E quello che io vedo è che i movimenti sociali, alcuni stanno forse confiano, quindi non è che questionano il governo, no? Stanno là, hanno tantissime riunioni,
nessun governo ha più riunioni con i movimenti sociali di questo governo, ovviamente, e se le cose non vanno bene, loro lo capiscono, no? Diventano un po' meno, pressionano meno, no? Questo da una parte. E dall'altra parte ci stanno gli altri che sono ancora più forti, no? Perché l'aspettativa non si compie, quindi adesso tu hai diventato anche una sindaca contro i poveri, contro no, razzista, può diventare anche molto molto estremo perché ci stanno delle cose che è molto difficile cambiare. Quindi io vedo che non c'è forse un movimento sociale centrale come era durante la crisi, como fue el 15M, los indignados, che era una cosa molto orizzontale. Adesso vedo più radicale un movimento sociale è diventato più radicale e l'altro è diventato più con confianza, no? Più non ostili. Ma l'altra cosa che ti dicono quelli che stanno là nell'aiutamento, dentro no? Che governano, che loro capiscono che la forza che ha la strada, no? Da dentro loro capiscono se la gente vuole cambiare qualcosa e si fanno la manifestazione, veramente questo serve, perché qui dentro tutto si accelera tantissimo quando la strada è forte. Ma come governo tu non puoi dire alla gente fai la manifestazione, quindi io penso che anche si deve trovare come un equilibrio che ruolo, no? che parte di tutto si deve fare dentro e che parte si deve fare fuori. E penso che si deve pensare che si può fare di una forma, si può fare insieme, ma è ancora 2 anni è troppo poco per riequilibrare queste cose, anche perché come tu dici lei era per esempio il movimento contro la PAN, non è soltanto Ada Colau, ci stanno 5-6 persone che adesso stanno dentro del governo, che erano persone molto che lavoravano ogni giorno in questo movimento e che erano persone molto importanti nel movimento. Quindi ci sta questa fuga dei talenti, no? Classica, e i movimenti quedano un po' orfanos, no? Orfanos di questi referenti. E anche hai bisogno di un po' di tempo per i movimenti, trovare nuove persone che hanno... Tutto si deve come ricollocare. Grazie. Paolo, chiederei al pubblico qui se ha qualche domanda da farti. Per ora come sono andati questi 2 anni? Dalla sala... Le aspettative? Ok, dalla sala ci chiedono come sono andati questi 2 anni, se le aspettative sono state mantenute. Questi 2 anni nel governo, vuoi dire? Sì, quasi 2 anni di governo di Ada. Puoi ripetere la... Ci chiedono come sono andati questi quasi 2 anni di governo di Ada. Le aspettative come sono... Sì. Da una parte, come dicevo, loro sono 11 di 41, quindi è un tema aritmetico, è così. Non è stato facile, adesso stanno insieme con il Partito Socialista, che era un classico partito che rappresentava tutta questa forma antica di fare, che adesso stanno governando con loro, perché avevano bisogno di tempo, di spazio, 11 persone non possono portare tutta una città, tutta questa shock, no? Questo shock con la realtà, che per me non è una cosa che distrugge l'essenza del progetto, al contrario, la giustifica, no? Alla fine se tu vuoi giocare il gioco devi anche andare a giocarlo, se no non giochi. Se tu vuoi vincere e vuoi diventare il governo, le cose sono come sono, almeno all'inizio. Quindi loro hanno capito che devono andare piano piano. Penso che ci sta anche una cosa con
quando tu hai un'aspettativa molto molto grande, se tu fai un errore, quell'errore, no? Se tu hai un'aspettativa così, fai un errore, non è che la gente torna dopo, la gente va più no? Diventa anche peggio. Quindi io vedo che loro sono prudentes, intentano ser muy prácticos e allo stesso tempo lei è diventata una leader molto più forte di quello che era nel film. Cioè, adesso se perdesse le elezioni a Barcellona, lei vincerebbe anche con más votos. Lei è per molte persone una delle politiche più importanti, con più influenza nel panorama spagnolo. Anche questa rivista degli Stati Uniti molto famosa ha detto che lei è la politica numero 5 più importante adesso di Europa. Quindi lei è diventata una figura molto molto forte, molto più forte che nel film. Questo partito che si è fatto per Barcellona si sta facendo anche per la Catalogna e anche si è fatto come parte di Podemos per Spagna. Nella elezione spagnola a Catalogna è stato 2 volte il partito più votato, un'altra volta un partito nuovo che per la prima volta vince partiti da tanti anni fa. Quindi lei è veramente adesso una persona molto 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 importante. Qualcuno pensa che forse lei sarà la futura presidente di Spagna, quindi si parla in questo livello. Quindi io penso che in lo simbolico lei continua essendo una figura molto importante e in lo pratico questa cosa di guarda questi antisistema che arrivano al governo, guarda come vanno vestiti, non hanno neanche finito l'università, tutte queste cose che dicevano all'inizio, non si parla così di questo. Veramente la gente ha capito che sono preparati per farlo con qualche altro e questo non era così facile neanche per loro. Quindi questa cosa di atterrità, no? Di arrivare, di capire, di capire come funziona questa macchina pazzesca che è stare in una istituzione, tutto questo si è fatto di una forma più... non è stato traumatico. Quindi io direi che funziona bene. Anche adesso nel centro della politica municipale di Barcellona quello che si parla sono i classici temi che 3-4 anni era il tema che solamente i movimenti sociali parlavano. Adesso a Barcellona tutto il mondo parla, c'è un problema con il turismo, c'è un problema di gentrificazione, adesso tutto il mondo a Barcellona parla della contaminazione, un tema che non si parlava mai, sembrava che contaminazione soltanto passa in Cina, no? Adesso tutto il mondo parla di contaminazione, adesso tutto il mondo parla non lo so, di fare le scuole per i bambini pubblici perché sono private, di avere la remunicipalizzazione dell'acqua, dell'elettricità. Tutti questi temi adesso sono il centro di ogni dibattito a Barcellona. E non è facile fare le cose che vuoi fare, ma prima di tutto lo scenario ha cambiato totalmente. Si parla di tutte queste cose che 3-4 anni erano temi di conversazione che sembravano no? Come puoi parlare di non costruire più hotel a Barcellona, questo è come negare il progresso. Adesso non si costruisce nessun hotel di più nel tutto il centro di Barcellona, non soltanto questo si decreterà. Tutto questo è un cambio di paradigma che penso che forse la vittoria simbolica più grande, no? che hanno riuscito. Grazie. Ti porto il microfono così. Sono curiosa di sapere se stai continuando a seguire il percorso della sindachessa, come documentario, come film, se tra qualche tempo ci farai vedere questo percorso sta facendo la sindachessa. Sono una curiosità mia, non so se la puoi dire. Una seconda parte. Penso che la domanda era se continuo gravando come va adesso. A me piacerebbe fare, no, perché molta gente quando vede questo film si chiede, ma adesso come funziona, no?
voglio capire cosa sta succedendo adesso, e anch'io penso che è molto importante, perché l'importante non è soltanto questa energia collettiva che fa che queste cose succedano a volte. Questo è molto difficile, ma più difficile è che questo riesce a diventare una cosa che funziona, no? La mia idea è di mostrarlo in qualche modo, ma adesso non ha ancora forma, neanche, non lo so se è una storia che devo raccontare mostrandola a lei, forse devo mostrare altre cose. In questo film ci stanno tantissime cose molto molto importanti di questi movimenti politici che non si vedono nel film. Per esempio, per tutti questi 10 mesi avevano 30-40 gruppi di diversi parchi di Barcellona che lavoravano nelle sue strade, no? In questi diversi barri, non so come si dice in italiano. C'erano tutti i gruppi tematici, no? Ecologia, economia, urbanismo, mobilità, cultura, tutti questi gruppi. Era una cosa molto molto bella di vedere tutta questa gente organizzata, gente grande, giovane, tutti insieme facendo il programma elettorale. Tutto questo non si vede nel film. E forse si continua a mostrare questo processo, la seconda parte, per dirla in qualche modo. Forse sarebbe interessante mostrare tutta questa organizzazione, come funziona questa relazione con i movimenti sociali, perché molta di questa gente viene di questi movimenti sociali, quindi forse sarebbe una cosa così, ma ancora non ha iniziato, ma io vorrei mostrarlo, sì. Io avrei un'altra domanda che forse è composta da un paio di domande. Allora, prima cosa, Ada Colau è una donna, però durante tutto il documentario è circondata da uomini di potere, uomini che fanno i consulenti. Le donne finiscono per essere un po' di contorno anche lì, secondo me, insomma, da come l'ho visto io, poi magari mi sbaglio, mi mancano dei pezzi, però volevo capire se era così veramente, perché alla fine ci sono le donne che le fanno il messaggio, che è una cosa molto simpatica, però nello stesso tempo è una cosa minore rispetto al supporto che appare durante tutto il documentario. E quindi questa era una prima cosa. L'altra cosa è l'uso del viso come simbolo, che effettivamente è una contraddizione molto profonda, secondo me. Le viene fatta rilevare correttamente, io penso, e mi sembra che lei non risponda in maniera adeguata, sinceramente. Allora, come donna, invece, io penso e vorrei che le decisioni, le costruzioni fossero sempre comuni e che non ci fosse bisogno di un leader. Secondo me l'idea di uscire dal maschilismo significa anche uscire dall'idea del leader, e quindi volevo sapere se su questo c'è un lavoro, perché il resto, per quanto tu descriva delle difficoltà, però è bello, cioè hai detto delle cose, non si costruiscono più alberghi in centro, che per esempio se noi diciamo qui a Pisa non si fanno certe opere sembriamo matti, no? E invece lì, ecco, allora, lì con tutti i limiti però c'è un lavoro che si vede concreto. Invece su quest'altro piano un lavoro esiste, e di che tipo? L'ultima domanda non la capito. Cioè, sul piano del liberismo e della costruzione comune con uomini e con donne che abbiano lo stesso livello di ruolo, esiste un lavoro su questo? E in che direzione? Come si fa questo lavoro, se c'è? Vabbè, non ho capito l'ultima parte, io ti dico quello che ho capito. Prima di tutto è vero che lei durante la campagna era circondata, no? Rodeata, non lo so, di uomini, è vero. Non tanto come si vede nel film,
perché nel film alla fine tu prendi dei personaggi, ci stanno dei personaggi che funzionano meglio, altri peggio, e quelli che funzionavano meglio per me erano due uomini che sono quelli che forse si vedono più, ma è vero che lei alla fine diventa lavora con un gruppo di uomini, per questi motivi facciamo questo video perché ci sembra un po' strano, no? Ma con tutti questi uomini non c'è neanche una donna vicina, no? Si fa questo video, un po' una cosa divertente, ma è vero, non so veramente perché è successo, perché succede, forse è una cosa che dobbiamo pensare, che forse gli uomini sono più preparati per una forma di pensare strategica, non lo so, io a volte l'ho pensato, questa cosa di preparare un discorso e che dico, che non dico contro queste altre persone che sono anche uomini, non lo so, forse c'era una cosa logica che succedesse così, ma era strano, no? Nel movimento contro, no, la PA era forse c'è un gruppo di 10 persone e 7 sono donne, molto femminile, totalmente, o 8, no? Era un movimento totalmente di donne. E qui cambia, quindi non ho una spiegazione, ma possiamo pensarlo, ma non ho una spiegazione. Quello della faccia, l'individualismo, il leader, tutto il discorso, ovviamente quando quello è successo per me era una contraddizione enorme. Prima di tutto, nessuna persona, tu gli dici che questo succederà, ti dicono che sei matto, no? Questo è impossibile. Ma alla fine io mi ricordo nel momento che stava filmando quella situazione, che nel film sono 4 minuti, ma sono state 2 ore, io ascoltavo uno e pensavo, ha ragione, ascoltavo l'altro e pensavo, ha ragione. Era veramente molto difficile e io penso che la decisione è stata bene, non penso che non è stato un problema per me, sì, io lo penso. Penso che sia fatto per un motivo e questo motivo era importante per raggiungere l'obiettivo, così. E penso che a volte la figura del leader, e torno a questo discorso teorico-pratico, è ovvio che non vogliamo un leader che ci dice quello che dobbiamo fare, conosciamo tutto questo, ma anche la gente ha bisogno di queste figure. Senza una figura come Ada Colau era impossibile che 4-5 gruppi diversi della sinistra politica fossero capaci di andare insieme. Lei è la persona che fa possibile questa unione, perché lei è una persona che fa sentire comodo a molta gente diversa. Quindi lei diventa dal primo giorno la figura centrale che farà e che molta gente diversa, perché conosciamo come la sinistra, che può essere molto frammentata, non ha un problema di stare insieme. Quindi già dall'inizio lei diventa una figura strategica. Lei sa che questo è il suo ruolo, è una persona vicino a lei, molta gente si sente bene. Quindi già dall'inizio il progetto è possibile perché ci sta questa figura. Non dico che il progetto è soltanto questa figura, ma questa figura è già una parte importante del progetto, che lo legittima, no? Quindi possiamo pensare che non è ideale, possiamo pensare tante cose, ma penso che lo dobbiamo capire in tutto, perché senza lei non avrebbe stato possibile. La discussione per il numero 2 nel film non si vede, ma il numero 2 è stata una discussione molto grande con gli altri partiti. Immagina per il numero 1 se non c'è una figura come lei, impossibile. Quindi tutto questo forma parte anche di come siamo, o di come, almeno di come si deve giocare un gioco come questo. Si può diventare, no? Vincere la selezione. Dalla stessa forma lei è una persona che a volte, io ricordo durante la campagna, quando i giornalisti chiedono qualcosa, invece di rispondere Ada Colau risponde un altro, i giornalisti non gravano niente, non puoi leggere quella notizia perché non l'ha detto Ada Colau. E si lavorava perché questo non fosse così, forse una situazione importante, invece di parlare Ada parlava che era la Pisarello, che è il numero 2 o forse il numero 3, ma alla fine se non lo dice Ada non si vedrà
nel diario, no? Nel periodico, forse non si vedrà neanche la televisione, quindi cosa facciamo? Tutto questo forma parte anche della situazione, e adesso con queste elezioni che dicevo statali, adesso c'è una figura nuova che si chiama Xavier Domènech, che è il candidato catalano che ci sta adesso. Lui è diventato anche molto popolare, quindi adesso ci sta più di una faccia. Anche ci sta Lucía Martín, che è anche una persona del movimento della piattaforma de afectados por la hipoteca, che lei è adesso nel congresso dei deputados in Madrid, e lei è anche una persona molto capace di comunicare, quindi un'altra faccia. Piano piano si costruisce questo equipo, no? Ma all'inizio lei era, per questo si usa la sua faccia, lei era molto più conosciuta che il nome del partito, anche perché lo perdono. Quindi penso che si deve capire nel momento e anche nel tipo di gioco che puoi giocare. E torno a quell'equilibrio tra lo teorico ideale e tra la intelligenza e la strategia. Là penso che è importante. E là è anche la storia del film, no? Dobbiamo cambiare le cose, ma non vogliamo essere ingenui, no? Quindi devi trovare il punto mezzo per avanzare. Buonasera, intanto sono due domande. Una è di carattere stilistico. Quando si parla di una figura politica, in genere si sceglie di raccontare la dimensione pubblica, mentre tu in qualche modo invece racconti la dimensione privata. Ecco, volevo chiederti la ragione di questa scelta. La seconda cosa è che recentemente a Barcellona c'è stata una grande manifestazione a favore dei migranti, cioè che chiedeva più migranti a Barcellona, cosa che è molto strana perché in tutta Europa si fanno i muri contro i migranti. Una manifestazione a favore dei migranti insomma, da noi è suonata molto, molto strana. Volevo chiederti quanto Ada Colau, i movimenti sociali, la forza che hanno assunto a Barcellona influiscono anche nell'atteggiamento della città verso i migranti. La prima domanda cinematografica che mi fai, grazie. La prima domanda, io non direi tanto privato, quello che vediamo di lei, ma la parte più emozionale. Come dicevo all'inizio, io sapevo che avevo un accesso, no? una possibilità di avere la protagonista numero uno di questa storia in una forma molto, molto intima, no? Parlando a camera, in uno spazio muy introspettivo, terapeutico, no? E normalmente in questi documentari politici o tanti altri, no? Come forse i gruppi di musica, no? Quello che tu vedi è il backstage, no? Tu vedi quello che sta dietro, no? Normalmente vediamo forse il musico nello scenario e lo vediamo nel backstage, no? O il politico lo vediamo nella televisione o nella piazza, ma adesso lo vediamo come sta lavorando con il suo equipo. Questa è una primera capa, no? Vedi, no? Un po' che succede dietro. In questo caso mostriamo questo, ma anche ne mostriamo un altro, che succede quando, non soltanto dietro la persona pubblica, in questo spazio privato di lavoro, ma anche cosa succede in la forma más sentimentale, no? Más emotiva. E per questo lei sta in uno spazio negro, no? Non importa dove siamo, perché quello che importa è che lei sta parlando, lei parla a camera, no? Quando la vediamo nella candidatura, la vediamo, io sempre la gravo di forma laterale, no? Tangenziale, per non stare nel mezzo, no? Perché lei o chi parla non vedono che io sto là, no? O io non molesto. Io gravo di una forma passiva, ma quando parlo con lei non è tangenziale, è frontale, non è passivo, è attivo. Quella situazione con lei parlando a camera succede perché c'è una camera, quindi la camera è quello che crea la situazione.
pensavo che era una cosa differente, diversa, che per me ha anche una relazione con il tipo di politica e di personaggio che lei rappresenta, no? Poter spiegare come mi sento, mostrare i dubbi, dudas, no? Le contraddizioni, no? Tutto questo penso che era una parte importante non soltanto di lei ma anche del discorso politico che lei rappresenta. Questo da una parte. Dall'altra parte la manifestazione era Volem acollir, che significa vogliamo accogliere. Sì, penso che, come dicevo prima, alla Colau, anche a Catalogna, c'è stato tutto il dibattito della indipendenza e tutto questo, no? di separarsi da Spagna. Io ricordo che quando iniziavano le selezioni a Barcellona c'era una paura, che era se il discorso della indipendenza di Catalogna diventa il tema centrale per il sindaco di Barcellona, è impossibile che noi vinciamo, perché questo non è un tema importante per noi, no? Alla fine il centro del discorso durante la campagna è diventato le problematiche sociali, perché era ovvio, la gente quando pensa nella sua città pensa in problematiche reali, no? Che succede nella mia strada, la scuola del mio figlio, queste cose, no? E quindi adesso sembra ovvio, ma in quel momento non si sapeva. E tutto questo cambio di paradigma, di agenda che io dicevo, no? Che si può parlare di che non si va a costruire nessun albergo di più nel centro di Barcellona, adesso è una cosa normale di dire. Penso che ha fatto che tutta questa cosa, questi discorsi più di movimenti sociali hanno diventato più centrali a Barcellona, Catalogna, anche come che il governo spagnolo è quello che non permette che i migranti vengano a Spagna, no? Los refugiados. È anche una forma di dire noi vogliamo farlo ma loro non ci lasciano farlo, ci sta anche un po' di questo, quindi questa combinazione di vogliamo avere l'autonomia per fare questo e adesso qui a Barcellona il discorso sociale è molto 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 centrale, perché ci sta Ada Colau e Barcellona in comune. Queste due cose fanno che è vero, qui la manifestazione a Barcellona è per un motivo totalmente contrario a quelle altre che succedono in altre città. L'ultima domanda. Scusa, io ti volevo chiedere una cosa. Se ho ben capito, sta governando Barcellona con il Partito Socialista, che tu giustamente hai definito un partito vecchio. Ecco, quali difficoltà ha trovato e poi come ha fatto a impostare o portare avanti il proprio programma, il programma del suo movimento e diciamo, il suo partito, con un Partito Socialista che sappiamo, conosciamo cosa fa e quindi purtroppo è entrata in coalizione, è dovuto entrare in coalizione per avere la maggioranza e governare Barcellona. Come si è inserita? Perché è molto interessante, un partito vecchio, con altre politiche, altre visioni, con Ada che invece rappresenta tutt'altro. Ecco, non so se sei informato, se mi puoi rispondere, è molto interessante sapere come è riuscita, non dico a dominare, ma a reimpostare un discorso socialista che sappiamo cos'è. Grazie. La verità è che è stato un po' traumatico, così, ma io parlo adesso come cittadino, no? Molta gente che ha votato e voterà, non cambia. Per Barcellona in comune non era una cosa che pensavano che poteva succedere, no? Ma alla fine il discorso è lo stesso. Quello che fa possibile Barcellona in comune è persone diverse che ci uniamo perché abbiamo obiettivi comuni, no? Questo è il discorso che fa possibile che parte della sinistra che non voleva neanche parlare adesso sta lavorando insieme, non c'è un problema, veramente c'è un problema. Quindi questo discorso di dobbiamo trovare quelli che abbiamo in comune e in questo che abbiamo in comune lavorare insieme diventa il discorso quando hai 11 di 41, no, non c'è un altro. Se
cioè alla fine decide che vuoi governare significa questo, vuoi fare la posizione. C'era questo discorso nell'inizio di Wanyem, no? Quando il nome era Wanyem, che significa vinciamo, no? Che era per essere opposizione noi rimaniamo nelle strade, perché adesso siamo, no? Il movimento contra los desahucios, ¿no? La plataforma afectados por la hipoteca era y es aún ancora un movimento molto forte. Quindi per diventare opposizione abbiamo già le strade e i movimenti sociali. Se andiamo qua è perché vogliamo vincere e vogliamo cambiare questa maniera di pensare così che anche il nome sarà vinciamo. Quindi, per me è stata la cosa che mi è piaciuta di più dall'inizio, che questa idea di noi facciamo questo perché vogliamo vincere era anche il nome, perché tutto il mondo capisca che questo si fa per vincere. Se non si fa per vincere non si fa. Non è soltanto questo, ma è importante rompere con l'immaginario, no? Perché molta gente, a parte della sinistra, è abituata a ma noi non vinceremo, quindi no, possiamo parlare così, possiamo no, noi facciamo questo perché vogliamo vincere. E alla fine vinci con 11, ma stai là per fare le cose, quindi se devi lavorare con gli altri, non c'è un'altra. E la summa con il Partito Socialista, il Partito Socialista adesso tiene 4. 8 anni fa erano 19, quindi una catastrofe per loro, è il peggio risultato della sua storia, ma totale. Quindi loro hanno diventato molto più tranquilli, loro sanno che molta gente che votava per loro adesso vota per Ada Colau, quindi non è stato così difficile all'interno. All'esterna sì, è stato difficile perché non era una cosa che la gente aspettava che succedeva, ma la gente lo ha capito. Dopo il shock iniziale capisci perché, no? Vede che i numeri sono i numeri e non è così problematico, ma sì, sono queste cose che capisci mentre succedono. A volte sì che stai un po' spaventato da tutto questo che cambia e noi pensiamo che è normale, forse arriva un momento che diciamo ma cosa abbiamo fatto, no? Non lo so, ma penso che non è neanche iniziando a succedere così. Siamo ormai abituati a vedere la politica parlata e vissuta in un certo modo, no? Vedere invece una donna come Ada che riconosce le difficoltà, i limiti di competenza su grandi temi sociali, porta i suoi dubbi, diciamo, nel palazzo del potere, no? Vedere che nel documentario si emoziona, rivendica un modo diverso anche di tempo e di spazi per farla, rivendica il momento di stare nella sua famiglia, di vivere col proprio figlio, quindi l'impegno che la tiene lontana, cose impensabili, io penso, da parte di uomini che si impegnano nella politica. Non credo di aver mai sentito un uomo rivolgersi o parlare durante un'intervista di quanto le sia costato non vivere il rapporto con il figlio o con la figlia, o parlare delle difficoltà oggettive che ci sono, dei problemi da affrontare, dei limiti, cioè il senso del limite, no? Lei lo esprime e lo porta tante volte nei suoi discorsi, nelle sue paure, nelle sue incertezze, e non per questo, quando comprende l'importanza appunto diciamo le speranze delle altre persone che l'hanno accompagnata in questo percorso, lei finalmente capisce che sì, sta lavorando e facendo tutto questo perché è giusto che
riesca a ricoprire il ruolo che gli altri gli chiedono. Volevo anche chiederti un'altra cosa che mi è sembrata veramente, almeno per noi, no? Durante l'intervista che ha concesso a Concita De Gregori, Ada afferma che nei movimenti a Barcellona è una pratica comune usare il femminile plurale per indicare tutti. Quindi un uomo quando parla dice noi altre, lei lo dice tante volte questa parola. In questo modo non si tratta di pretendere soltanto che per le donne vengano usati termini appropriati per il loro genere, ad esempio sindaca, ministro, ministra, no? Queste cose. Ma l'esito di una cultura patriarcale che ha dominato, continua a dominare uomini e donne, sia appunto nella cultura patriarcale che in tanti plurali maschili ha prodotto, con tutta la disuguaglianza di genere che ne segue. Quindi sembrerebbe dire noi altre, non noi altri, tutte noi e non tutte noi e non tutti noi. Cioè approfondire il significato di questa pratica in uso nei movimenti spagnoli rispetto al tema dell'avanzamento dei diritti civili continua a essere un punto di partenza, un riferimento. È molto comune nei movimenti sociali di parlare così, di dire, per esempio nella PAN, la piattaforma Piuttosto con l'Ecoteca, i plurali sono sempre femminili. A volte ci stanno soltanto uomini, ma quindi non è perché normalmente sono più donne in quel caso, ma è anche una forma di contrarrestare, no? Quindi sì, diventa normale, all'inizio è strano, no? Io ricordo la prima volta in un'assemblea della PAN, tutti parlavano femminile, io capivo, no? Perché si faceva, ma era difficile per me che mi sembrasse una cosa normale, ma un mese, 2 mesi più tardi lo dici senza pensare, perché è la stessa cosa ma all'inversa, no? Quindi è così. È vero che è una forma di parlare più relazionata con i movimenti sociali e con una forma molto concreta di spazio politico. All'inizio di parlare durante la campagna c'erano momenti dove c'era il dubbio, no? Cosa si fa? Si dice femminile o si dice mascolino, perché tutti parlano così. E alla fine si faceva in mascolino perché era questo discorso di non è che vogliamo provocare un rechazo, no? Si deve andare piano piano. Io penso che le cose si cambiano, le cose hanno diverse velocità dipendendo del posto, perché si vai più veloce, quella reazione è una reazione di rechazo. Quindi questa cosa si capisce, no? Vai provando, vai vedendo. Ma nei movimenti sociali è molto rituale, direi che tutti parlano così. E rispetto alla primera domanda, lei racconta i dubbi, no? Questa cosa più femminile, penso che una cosa molto importante del film è questo, è una cosa che adesso è più forte ovviamente, è questo combattere, no? Tra la persona e il personaggio, no? Lei è Ada Colau, è mamma di un bambino, ha il suo compagno, le sue sorelle, ma al suo tempo è una candidata per diventare sindaca. Quindi il personaggio Ada Colau dipende se una cosa o un'altra, parla, dice le cose, si veste, no? Tante cose sono diverse. Adesso è di più, ma Ada Colau sindaca, adesso deve andare a posti che sicuramente Ada Colau persona non vuole andare, e deve parlare con gente che deve fare molte cose che lei non vuole fare forse come persona, ma il personaggio e la responsabilità a questo, no?
Quindi questo combatto è importante nel film e penso che lei è molto buona a raccontarlo, almeno io lo capivo quando parlavo con lei. E anche questa cosa di continuare con essere, no? Una mamma, con la vita che ti rodea. Anche una cosa che succede adesso è che lei adesso è incinta, si dice, sta aspettando un bambino. Tra un mese e mezzo lei avrà un secondo figlio. Quindi anche questo, no? La vita continua, le cose normali. Io l'ho visto 2 o 3 mesi fa, la prima volta che la vedeva stando lei incinta, lei mi diceva: ma ho bisogno di un po' di vita, no? Delle cose, no? Normali, fino. Quindi penso che anche lei alla sua maniera ha capito che delle cose queste cose devono continuare a succedere e questa macchina invece non deve prenderlo tutto. Paolo, grazie. Grazie mille per la tua disponibilità per essere stata con noi questa sera. Grazie a voi. Prima di darvi la buonanotte volevo ricordarvi 2 appuntamenti con Emergency. Il 31 di marzo al Circolo Il Colombre e al ristorante I Giardini Il Colombre ci sarà una cena al buio organizzata per Emergency insieme all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. E il 15 aprile ci sarà una passeggiata a Vico Pisano per la festa dei camminati organizzata insieme a Emergency e lungo un percorso sui monti vicino a Vico Pisano. E ringrazio il Cinema Arsenale ancora una volta, ringrazio Carla e Ciccio per averci accompagnato questa sera. E l'ospedale che vi abbiamo mostrato prima ogni giorno fa nascere 15 bimbi e 15 bimbe ed è importante che continui a farlo. Se avete la possibilità, fuori ci sono i volontari di Emergency che vi possono raccontare tutti i modi per continuare a far avvenire queste cose belle che abbiamo visto. Grazie a tutti e buonanotte.